Allora ci ricorda il commissario di riunione che al chiuso c'è l'obbligo di mascherina, quindi rincresce, ma chi non avrà sulla mascherina dovrà uscire dal palazzetto. Ricordiamo anche i mondi professionisti dilettantistici, ricordiamo gli arbitri Aiemani, Sergio Pettescu, Gian Antonio Canziano, Claudia Loi, Antonio Migliore, medico della manifestazione, Unari Pioggiano. Si preparino i pugili, angolo rosso Campana Leonardo della Cuba Box, mentre all'angolo blu Campango Daniel della New Berga. Arbitro del match, il signor Antonio Migliore. Ecco arrivare i pugili. È che non vedi più niente. Angolo rosso, Campana Leonardo, Cuba Box, angolo blu, Campango Daniel. 60 kg, la categoria saranno 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Cogliamo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale che ha dato il patrocinio per questa bellissima manifestazione. Ringraziamo tutti i motociclisti presenti, ringraziamo Anna Malocca. Siamo pronti per iniziare, ecco i pugili che salgono sul ring. Ricordiamo categoria Elite seconda serie, 60 kg. Siamo quasi pronti. Prima ripresa.
Fine della prima ripresa, un applauso ai pugili. Ricordiamo Campana Leonardo all'angolo rosso della prima box e Campana Daniel all'angolo blu della Sport New Area. Fuori i secondi. A inizio la seconda ripresa. Tu Leo, bravo, vai, vai Leo! Tu, tienilo lì! Vai Leo, sì, così! Tu! Vai Leo! Vai tu! Eccolo, sì! Vai Leo! Ecco diretto! Meglio! Chi vai? Contrattacca tu! Sì! Passa indietro, vai! Vai Leo! Tu! Tu! Sì! La testa del blu, arbitro! Eccolo! Bravo! Ancora, ancora! Vai Leo! Sì! Spostati! Tu spostati Leo! Vai tu Leo! Vai Leo! Oh Leo, via da lì! Via da lì! Tienilo Leo! Tu! Vai Leo! Vai via da lì! Abbraccialo! Le mani! Abbraccialo! Abbraccialo! Vai! Oh, spinge! Parti tu Leo! Subito! Quando vieni ad avanti, Dino, spingilo! Vai Leo! Tu! Vai Leo! Tu! Leo! Vai! La testa! Abbraccialo! Tienilo! Bravo! Tienilo! Leo! Vai tu Leo! Tu! Vai! Fine della seconda ripresa. Un applauso ai pugili. Nel frattempo si preparino i pugili Berni Leonardo della box Caligela e Nalesso Gabriel della box Riviera del Brenta. Buoni i secondi. Leo, muovi le gambe! Muovi
Maschio, la Non terza stare e lì a l'ultima combattere, impresa. gira! Gira! Gira Leo! Gira, muovi le gambe! Gira! Gira Leo! Bravo, gira! 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 Gira Leo! Leo, gira! Gira Leo! Non stare lì! Gira! Gira Leo! Gira! Abbraccialo! Hai visto? Nice, vinto. Ciao. Gira Leo! Gira! Leo, non stare lì! Gira Leo! Vieni che abbracciamo! Abbraccialo! Spingilo! Gira! Leo, gira! Muovi le gambe! Gira Leo! Muovi le gambe, gira! Gira Leo! Vai Leo! Gira Leo! Gira Leo! Gira Leo! Gira Leo! Leo, gira! Gira Leo! Gira Leo! O pari o no? Blu, se no appunto si vede. Tante L'hai sentito? Adesso è tra 5 mesi. È andata male. Eravamo quattro, ma uno è saltato perché fa l'esibizione perché l'altro non aveva Fuggi nel centro ring. Vince angolo blu Campano Daniel, premia i punti Vanessa Sapere tecnico migliore box della linea di box a box nero. sempre quello. Che parlo nel tempo il pugile Roberto Leonardo della box Scalibra e Alessio Gabriel della box Riviera del Brera. Ricordiamo agli spettatori di tenere le maschine intanto siamo al chiuso.
Sì. Un casino. Fortino lì ha fatto il coglione perché non ha preso colpo per entrare e entra in certo che deve sentire un voce e dopo viene a avere la team che sta uno che sta nella tutti i giorni ha preso un colpo e l'ha molato perché come sbella all'angolo ma ha detto come si è svegliato il terzo round no andava a Paolo Secondo incontro della giornata, sempre in categoria Elite seconda serie, fino grammi 73, saranno sempre 3 riprese da 3 minuti ciascuna. All'angolo rosso per la box Scalibra, Berti Leonardo. All'angolo blu per la box di Viana del Breccia, Alessio Gabriel. Arbitro dell'incontro il signor Sergio Prima serie Pepino. su quelli nazionali, prima serie su quelli che vanno alle Olimpiadi, i minus e il prima serie. ciao Betty Qui c'è uno step sotto quelli dove? No, però poi cioè, si è fatto prendere su quelli che fanno per la tecnica, salta addosso, prende il petto, taglia il fiato, fai come faceva il ragazzino. Però quando lui usciva era tant'anno, era molto bello schiaccato, Ecco, pronti tutti. dava 100 colpi e andava Vediamo categoria Elite seconda serie, però ha vinto perché 200 3 riprese da 3 minuti. che cazzo, All'angolo rosso per la box di Caligela, Berti Leonardo, mentre all'angolo blu per la box di Viana del Breccia, Alessio Gabriel. è sempre che la squadra. Sono le più belle, Forse mezzo italiano. A inizio la prima ripresa. però già qui già di seconda serie, 70 kg, qua arriva delle belle castagne. Sì, si è messo a cambiare ma quando ha vinto l'intercambio l'ha girato e l'ha via hai capito? Lui era l'angolo, ha fatto l'intercambio erano lì, ma lui ha girato l'ha messo avanti e è scappato il colpo che l'ha fatto sono alla l'ha contato, l'ha contato. Pensa che dopo l'avevamo incontrato Guarda dei colpi secchi stampando. Ma delle belle schiavate sotto. Adesso almeno un voto portato per preso devi andare dentro con destro che era qua per terra. Ha ascoltato, ha reagito. Un gran sport veramente. Non ha la mano play, gli altri gari su sinistra, su dentro.
tanto colpo sul movimento, perfetto, l'ha fatto così e il torneo finale. Fine della prima ripresa, un applauso a tutti. Ricordo al commissario di riunione, a tutti quelli che non hanno la mascherina, di abbandonare, come dire, il palazzetto per permettere a chi è in regola di continuare in sicurezza a ragionare. Quindi o mettete su la mascherina tutti quanti, oppure chi non la indosserà sarà invitato a uscire dal palazzetto. Grazie. Sono invitato a uscire da quello che non ce l'hanno. Una bella idea, guarda, una bella idea. Avete preso il tempo aiuto, guarda che è buttata. Guarda Buoni secondi. Meglio stavolta questo fatto del giro poi passa Io non ce l'ho. Allora sto guardando dove non si vedono. A inizio la seconda ripresa. no, ma c'è questa qua, l'abbiamo fatto qua perché praticamente la beneficenza va Quello che lo faccio schifo. Non lo mettiamo in cazzo. Quella è la qualche altro, non per presentarsi. Non ho visto io l'ho visto quello che avete anche tutti noi, il figlio che combatte. Poi stiamo facendo il fatto, stiamo sapendo. L'abbiamo fatto in questo paese per il nostro paese. Bellissimo. Guardate un po'. Perché ha detto Veramente quello era, cioè, ma fino a 10 anni fa il tagliettino abbiamo fatto a rifare il partito adesso è su quella, adesso che sono piedi sono le dita mi spiegano adesso c'è che mi devo camminare e tu la pianta davanti, il piatto c'è il pollice che sta in dritto e non dai conto. Però si chiude. quando lui ce l'aveva lì, Piccole? È iniziato martedì a fare karate. C'è che anche Olivia che è stata campionessa italiana, Fine della seconda ripresa. Nel pugili di Patricelli Marco della Selinani e Scott Daniel della box di Brenda. Palazzetto di Montecatini c'è 3.000 così. Ho fatto 3 che per essere regionale di italiani spaccato, ma non che mi ho giocato, che sono succeda. No, però è bellissimo. Leggo lo sport leggo si fa il catalogo quello non allora prima quello è molto di posizione della palestra perché la palestra da me Buoni secondi. fanno adesso che sono i ragazzi con la spada è bellissimo
Però loro c'è il sotto è comunque che sono le figure. A inizio la terza e l'ultima ripresa. Invece ha fatto loro sono bravi nelle base. Per fare il video, ecco quello che sto facendo. Sto facendo il video. Adesso faccio il video per Andrea. Tenerlo così, altrimenti la custodia va davanti. Prendi quello rosso, non far cadere il telefono, perché sennò. Mi piace, A me neanche che No, scusami, ho preso il tuo posto. Perché mi nascondo? questo del Carrefour che era lì spogliatoio. Seguono il naso. Sono il naso. Forse il naso. Non è che esagerato che fermi per non è che qua c'è il capo Deve imparare. Comunque il blu bel guerriero. Bel guerriero. Se l'era vista scaligera una foto di una bellissima al palazzo indimenticabile, roba da vedere con Poi quell'altro Lo mandiamo ad Andrea. Ci sono 75. Cosa stai dicendo? Ce ne sono allo stesso modo, ce ne sono 6. Poi va bravo. lui è un gran guerriero. Fine della terza ed ultima ripresa, ma poi dei pugili, ringraziamo anche il nostro esperto Leonardo della Box Eitra, all'angolo 2 di Maestro Tower della SD Box della ripresa.
Credo un regalo, niente. No, vero. Ah, mi ha detto ieri sera che sei compleanno. È venuto qui convinto che era una Io ho cambiato medicina naturale. quindi allora ha detto in sala, quello dove ti ricordi che sei battuto maternati di quelli di Emilia, l'insegnante quello Pazzeschi. Ecco, ci siamo, abbiamo detto. Vince ai punti, angolo rosso, Berti Leonardo. Premia i due pugili, Maurizio Stecca, tecnico federale, nonché campione olimpionico e campione del mondo. Un applauso anche a Maurizio. Passiamo ora al terzo incontro, categoria junior. All'angolo rosso per la SD Dynamic Box Fabricelli Marco, mentre all'angolo blu per ASD Box Riviera del Brenta Stocco Daniel. Categoria 58 kg, saranno 3 riprese da 2 minuti ciascuna. No, lo sapevo, sarà quanto vai Metro! Ah, I pugili che si stanno preparando, ricordiamo la categoria junior. All'angolo rosso per la ASD Dynamic Box di Fabricelli Marco, mentre all'angolo blu per la ASD Box di Brenta Stocco Daniel. Categoria 58 kg, le riprese saranno 3 da 2 minuti ciascuna. Arbitro dell'incontro, la signorina Claudia Aloi. Va buon Simone, grazie. Non può guidare, no? Lui. No, C'è lui, no? sì, c'è. C'è? Ma è questo qua? No, Ma dov'è? era proprio. entriamo, cioè che sta esplodendo. Ciao, come stai? Ancora male? Merda. Sì. Tira parte, Vedi che esplode, infatti vado a metterlo col ghiaccio. No, Ciao ragazzi. ciao. Ciao. Vieni la sedia, vieni qua. Guarda la sedia. Vai, guarda ieri. nella tua casa. Ha dormito in club, sono andato al boy. Ho dormito con lei, con Diego, con tutti.
ricorda neanche di me. Mi guarda, mi guarda. Era una notte che si per lui. A inizio la prima ripresa. Quello è. Quello è. Sì, sicuramente. Hanno occupato? Vai fuori. Sì, faccio il tiro fuori e... Posso lasciare questo qua? Lascio qua? Sullo sedile. Anche tu? Voglio tornare a guidare. Fine della prima ripresa. Ricordiamo la categoria junior, 3 riprese da 2 minuti ciascuna, 58 kg, angolo rosso Patricielli Marco, angolo blu Scott Daniel. A inizio la seconda ripresa.
Fine della seconda ripresa. Allora, annuncio per i signori spettatori. Sport e pugilato in particolare vuol dire anche osservanza di regolamenti. Se siete qui, spero sarete in accordo con questa cosa. Ragion per cui questa è l'ultima richiesta ufficiale di indossare correttamente la mascherina come richiesto dal protocollo federale, perché si possano tenere riunioni al coperto anche in presenza di pubblico. La scelta eventuale di uscire vi è già stata data. Grazie. Fuori secondi. A inizio la terza ed ultima ripresa. Fine della terza e ultima ripresa di turno. Abbiamo angolo rosso Patriciello Marco e angolo blu Scompo Daniel.
benissimo, invitiamo i pugili a salire sul ring. Arbitro dell'incontro il signor Sergio Tedesco. All'angolo rosso per la box scalise da Pizzoli Mattia, mentre all'angolo blu Bison Lorenzo per la SD Box Riviera del Brenta. Categoria junior 63 kg, le riprese saranno da 3 minuti ciascuna, saranno 3 riprese da 2 minuti ciascuna. A inizio la prima ripresa. Fine della prima ripresa. Fuori i secondi. A inizio la seconda ripresa.
Fine della seconda ripresa. Si preparino nel frattempo i pugili Ponzio Eric e Marton Kevin. Buoni i secondi. A inizio la terza ed ultima ripresa. Bravissimi i due pugili, Pizzone Mattia e Bisogno Mezzo. Ricordiamo categoria chilogrammi 63. Ricordiamo per l'ennesima volta di indossare la mascherina. Pugile centro ring. Vince angolo rosso Piccoli Mattia. Premia due pugili l'assessore allo sport del comune di San Circolo, il signor Alberto Moro. Passiamo ora alla categoria Schoolboy.
categoria chilogrammi 60, angolo rosso per la ASD Dinami Ponzio Eric. All'angolo blu per l'Accademia Sportiva New Belga Marton Kevin. Il scontro schoolboy sarà di 3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna. State per incontrare i grandi guerrieri che Siamo quasi pronti, ricordiamo categoria schoolboy, chilogrammi 60, 3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna, arbitro dell'incontro Claudia Alaui. Ha inizio la prima ripresa.
Fine della prima ripresa. Da Brendola, no Vicenza. Fuori i secondi. Vai Eric! A inizio la seconda ripresa. Il box la farò box. Usava scambiare! Fine della seconda ripresa. Fuori i secondi. No, vedo bene da qua abbiamo sul centrale. Sì, cambio parte. A inizio la terza ed ultima ripresa. Vedi uscire, cioè si entra da dietro. Però farlo Vai Eric!
forte l'ultima ripresa, applauso di studenti, bravissimi. E giochiamo contro Erika e Marconi dell'Accademia Sportiva Musetta. Adesso entra lui. Pugile Gianfranco. Vince ai punti, angolo rosso. Benissimo, adesso ci sarà una pausa, vogliamo invitare sul ring il sindaco di San Centro, l'assessore allo sport Alberto Moro, Luca Rivaldi che ha voluto portare questa manifestazione, campione italiano nonché campione dell'Unione Europea nonché campione europeo. Vediamo Luca, eccolo qua. Luca, a te il microfono. Vorrei anche Simone presente, l'altro appena. Ecco, due parole solo al volo, tanto per ringraziarvi tutti perché siamo riusciti, credo, ad aver fatto qualcosa di incredibile. Ringrazio innanzitutto il sindaco, l'assessore Luca Alberto, Simone e anche Cristiano del nome Lotta, che comunque stamattina eravamo molto numerosi e siamo partiti da lì. Lascio subito la parola al sindaco a fare il saluto istituzionale. Allora, buonasera a tutti quanti, vi ringrazio della presenza, ringrazio Luca Rigoldi, se facciamo un applauso anche perché ha appena vinto la cintura. Avevo proposto di sfidarlo sul ring, ma ha detto di no. E ringrazio veramente tutti voi, ringrazio la voce che ci ospita, vorrei fare un applauso anche a loro perché sono stati formidabili, i ragazzi, i motociclisti, Jace Angel, dopodiché appunto vorremmo che questa iniziativa diventasse un'iniziativa annuale a Salcedo, speriamo di poterla portare ogni anno. Vi ricordo che tutto il ricavato di questa manifestazione sarà dato in beneficenza e appunto speriamo che possa essere di vostro gradimento questo spettacolo con dei ragazzi che sono bravissimi. L'ultimo appunto, non vedo la Carla. Abbiamo fatto questa manifestazione anche ricordando Gianpietro Capellotto che è venuto a mancare qualche mese fa
è stato un duro colpo per San Cielo e volevamo onorarlo con questa iniziativa, visto che era un appassionato, e ricordandolo insomma in questo momento. Quindi vi ringrazio a tutti e speriamo di rivederci il prossimo anno. Grazie. Anch'io ringrazio tutti quanti, per noi questa sera è stata la prima volta in cui appunto si è visto questo sport che appassiona molto il fretta, quindi anche io spero che si possa vedere nel prossimo anno. Grazie della attenzione. E il saluto lo faccio fare a Simone, perché ci tengo tanto, visto che comunque a volte sia pugilato sia anche alcuni gruppi biker sono sempre visti come abbiamo una facciata di persone cattive, brutte, fastidiose, che vogliamo stare sulle nostre, invece abbiamo voluto unire questi 2 anni per fare qualcosa di eccezionale ed era giusto avere anche Simone qui con noi nel premio di per fare appunto un saluto e dirci qualcosa. Io per dire ci vediamo l'anno prossimo, Possiamo fare la manifestazione. Benissimo, adesso la manifestazione proseguirà con un'esibizione, perché i pugili purtroppo hanno avuto problemi, quindi sono fuori gara. Manfron Enrico e Palucci Cristian, Manfron Enrico della Cuba Box e Palucci Cristian della Box Quest'Ala. Categoria Elite seconda serie, chilogrammi 81, saranno 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Arbitro dell'incontro, il signor Gian Antonio Canziano. È la prima ripresa. Sì, lo so, che però bisogna dare io l'ho fatto più poco che insegnare, infatti anche ho vedo un po' pesantine, diciamo la storia allegra, piccola, abbiamo passato successi di sì.
tipo dava l'anima perché lui era un Red Devil. Lui era già un membro del Devil, era il tipo che era il tipo che no. Vai, sì, esatto. Prendi la misura, Enrico! Sì, perché già in anno ci vivono un altro frenato. E ecco, un paio che passavano, un paio da Milano, che era un po' un paio di cambiare là, che cambiare Che bomba! Però lui e Luca Fine della prima ripresa. deve fare entrare in Angara, lui era già troppo. Ricordiamo categoria elite seconda serie 81 kg, Manfrone Enrico all'angolo rosso e Palucci Cristian all'angolo blu. Più gara super la compagnia di futuri. Gara ancora alti, gara Buoni i secondi. Mi ricordo bene quando sono arrivati Mauro, Diego è stato un periodo più breve però A inizio la seconda ripresa. 2 anni che puoi fare 7 mesi, sarebbe 7 mesi oppure 2 anni, oppure 2 anni che devi prosperare. Se puoi passare anche dopo 4 mesi, sempre dopo io mi ricordo in Falla si sono cuciti la peccettina il zampone, eravamo lì a questo sì. No, sono da Bologna, questa è di Bologna. Stamattina volevo erano tra gli ultimi 2 che vecchio, il caso vedendo il film tutto, erano termini, Bravo! Attento là sotto! Dimmi cara! Però non riuscivo più a fare vedere, fare non in palestra per fare e pesi sulle esatto, perché già cominciato a fare in palestra, io ho cominciato a fare i vari e la seguo per dire il figlio comunque lei ha detto che sarà quando per me l'ha visto perché non c'è comunque saltare insieme a Carrega perché sarà come saltare in basso io faccio non neanche vai forse la prima non va infatti comunque una gran bella iniziativa proprio. Forse non vorrei mai
ha detto che devo premiare. Fine della seconda ripresa. Si preparino nel frattempo i pugili Forza Damian e Canton Viola. Che meglio, guarda. Fuori i secondi. Something good. Fine della seconda ripresa. Nel frattempo si preparino i pugili Forza Damian e Canton Viola. No, adesso c'è il planetario, no, sul sistema. Un livello di postura sulla piramide. Montagna sto passando in adesso. Sono fidato, mi piace. E Momo come sta? Momo qui. Per il mio con lui. Ah, Momo vero, conosco Momo, Momo da Legend, Momo Mutare. No, aspetta, ma l'ho detto, ho sbagliato. Abbiamo visto sì che l'America aveva fatto niente con ma perché nessuno vuole farsi il neanche troppi Un applauso ai pugili. No, appunto parlavo di donna, lui è bravo, ma non sa la parola, peccato perché era bravo, fai 4-5 match. Benissimo, rientriamo nella manifestazione, categoria Elite seconda serie, chilogrammi 78, all'angolo rosso per la SD Dinami, Forza Damian, mentre all'angolo blu per la SD Puma Box Canton Viola. Le riprese saranno di 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Ti avrei dato consigli da sopra 70. No, riesco a mettere su. Quante volte hai fatto? 95. Ma tutti d'Italia? Dai. Tutti li erano dopo. Sì, dopo un po'. Poi dopo 10 anni. Poi dopo 10 anni. Sì, ma è un cazzo di lavoro. C'è la regolamentazione precisa. Spiega dica. Non so.
Vabbè, ma ho ricevuto no, io ho venuto Benissimo. Andiamo con il sesto incontro della giornata. sono in zone, vado sempre a vedere i montri, cioè. Non è bello che Vado sempre qualche tecnica nuova, non si vede. sai quello che fai. Uscirò un po' in cerca poi. Viene lì. No, noi siamo andati in villa, però non si può chiamare. All'angolo rosso per la SP Dynamite Box Forza Lamia. All'angolo blu per la SP Cuba Box Canton Yon. Categoria 78 kg, 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Arbitro dell'incontro il signor Ayat Mani. Vai Damian! Ha inizio la prima ripresa. Comanda tu! Adesso gira, gira Jan! Vai, vai! Tecnica! Jan! Tecnica, Jan, tecnica! Caricare, dai! Bravo Jan! Bravo! Sì, così, così! Bravo! Bravo! Vai Damian! Oh! Fai tecnica, non caricare! Girato, dai! Tecnica! Dai, dai, vai, vai, vai! Grande, grande! Dai, veloce! Sì, così! Gira bene il colpo! Cazzo, adesso passo un po'.
pugile centro ring. Vince per RSC a 2 minuti e 21 secondi dalla prima ripresa Canton Johan. Premia Martinelli Terzo, Giovanni, promessa della prima box, Martinelli Terzo degli Orange Gang. Si preparino nel frattempo Mori Mattia e Mario Roli Gitano. Settimo incontro, categoria elite seconda serie, chilogrammi 75, saranno 3 riprese da 3 minuti ciascuna. All'angolo rosso per la ASD Dinami Mattia Mori, sempre all'angolo blu per la Fox Guastalla Aidul Schiavo. Sì, vado là con roba al tifo. All'angolo rosso per la AS Dinami Mattia Mori, all'angolo blu per la AS Fox Guastalla Aidul Schiavo. Categoria 75 kg, saranno 3 riprese da 3 minuti, arbitro dell'incontro il signor Antonio Migliore. A inizio la prima ripresa.
combatte Gianni dopo questo è finito? Andiamo via. Non metti la manica te la fai scarica. E dopo di questo. No, ma tanto in auto si carica. Dopo andiamo a mettere da... Cosa? No, ma è presto per mantenere. Ciao. Hello. Fake un pezzo di legno che stiamo facendo. Fine della prima ripresa. Quanto non sta in summer of 2014 and reached no It started out with Fuori i secondi. A inizio la seconda ripresa. Vai Mattia! Vai Mattia! Vai Mattia!
Fine della seconda ripresa. Si preparino nel frattempo i pugili Montin Nicolò e Doria Gianni. Fuori i secondi. A inizio la terza e l'ultima ripresa. Pugili al centro. Vince Angolo Blu Mainucci Hager per sospensione cautelare. Premia i due pugili Stefano Sassaro dei Black Cats. Veniamo all'ultimo incontro della manifestazione, sempre l'Inter seconda serie, all'angolo rosso per la SD Dinami Montin Nicolò.
All'angolo blu per la SD Cuba Box Gloria Gianni, categoria 69 kg, saranno 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Arbitro dell'incontro il signor A.S. Mani. Lo so, però dello strano questo si fa Benissimo, siamo pronti per l'ultimo match, categoria Elite seconda serie, 69 kg, all'angolo rosso per la S Dinami Mortin Nicolò, all'angolo blu per la S Cuba Box Gloria Gianni. Il gioco sarà di 3 riprese da 3 minuti ciascuno. Vai Gianni! Spingi cavallo, spingi! Spingi cavallo! Dai, no. Spingi cavallo! Non sentito il Vai lì, spingi! Matalo! A inizio la prima ripresa. No, gli ha detto il maestro di andare 3 round, non può metterlo giù. Dai! Sì, fisicamente. No, ma non c'è qua! No! Se no gli aspettava il maestro. Un match solo con Gianni, guarda che fisico. Cioè, il braccino che la mette Bravo Gianni! Dai, colpisci! Dai che c'è la pasta pronta, che ho fame, buttalo giù che andiamo a casa! 8-2.
Pulito Gianni, vai così. Cioè, ho iniziato a ridere con il telefono in mano. Fine della prima ripresa, un applauso per i pugili. Ricordiamo la fine Zorò, ASB Gregorio Gianni, ASB Cuba Box. Buoni i secondi. A inizio la seconda ripresa. Se ne prende un altro vengo giù io! Vai Gianni! Baby Kong. Baby Kong. Oh, ma ieri dovevi dire andato bene. Stai sereno, però. Fine della seconda ripresa, applausi per tutti. Ricordiamo agli spettatori la mascherina anche se siamo alla fine, grazie.
che l'obbligo di indossarla è chiuso. Oh Berto, uno ne ha preso poco. Vai Gianni! Fuori i secondi. Ha inizio la terza e l'ultima ripresa. Vai Gianni! Oh, giocate a... Vai Nico! Fine della terza e l'ultima ripresa.
pugile al centro ring. Vince angolo blu Gloria Gani. Acquisce il microfono con la composizione. Pagare bene, ciao, dai, pagare bene. Ciao. Yeah. Ciao Nico. Andiamo a salutare cose.